Siamo in compagnia di Luca Dorotea, alias Dorogiat, che ci ha gentilmente accolto nel suo studio di registrazione per darci qualche anteprima su questo nuovo video che sarà lanciato ufficialmente proprio tra una settimana. Vai Fradi! Luca, cosa ci aspetta? Vi aspetta secondo me un disco diverso da quello a cui vi hanno abituato i Carnicats fino adesso. Non solo perché porta il mio nome, perché comunque è un disco solista tecnicamente mio, perché comunque all'interno ci sarà non solo il nucleo fondamentale dei Carnicats, ma anche tutta la band con la quale giriamo. Ma sarà anche un prodotto diverso sul piano dei contenuti e sul piano del background musicale, insomma. Un video che arriva dopo un mese di chicche, anticipazioni che sono volate sulla tua pagina Facebook, con dei video accattivanti che davvero fanno pregustare un grande lavoro. Sì, ti riferivi alle capre, immagino, no? Diciamo che cerchiamo sempre di curare molto la promozione, perché sappiamo quanto importante può essere arrivare alla gente proprio dritti in faccia. E noi stiamo molto attenti a questa cosa. Già con Ferragosto la cosa aveva funzionato bene, anche perché di questi tempi in cui l'informazione viaggia molto veloce, l'arte è quasi usa e getta, nel senso che arriva, si consuma e poi si butta via quasi immediatamente. È importante creare un po' di aspettativa, insomma, un po' di curiosità nella gente. Noi abbiamo curato questo aspetto sia sul piano delle fotografie. Davide Cristin ci ha fatto delle fotografie di backstage molto belle che si possono vedere sulla pagina Facebook dei Carnicats e di Dorogiat, e poi abbiamo delle mini clip anticipatorie del video, con delle situazioni insomma estrapolate, ecco. C'è molta carne comunque anche stavolta. Sicuramente, io quello che dico sempre è che nel mio disco non ci sarà tanto friulano, ma ci sarà tanto Friuli, sicuramente, e tanta Carnia. Non solo perché così sembra quasi che dobbiamo farlo per forza perché siamo i Carnicats, ma proprio perché è uno dei motori, ecco, della mia creatività, sicuramente. Video e poi CD una settimana dopo. Esattamente. Usciamo con l'album immediatamente dopo e speriamo insomma che vada bene. Nell'album ci sono diverse situazioni, diverse atmosfere, diversi collaboratori. Sicuramente una cosa sulla quale mi piace molto calcare la mano, perché è stato uno dei motori per la creatività alla base del disco, è proprio il discorso del background rispetto agli emigranti. Io già avevo affrontato questo argomento all'interno di Ferragosto e adesso nel disco l'ho sviluppato molto di più, quindi c'è questo clima di immigrazione, si sente non soltanto nei testi e nel modo in cui io affronto gli argomenti e nel modo in cui li estrapolo, quanto piuttosto nella scelta dei collaboratori, nel senso che già Filippo Marra dei Video Dreams aveva partecipato a Ferragosto, il primo che tecnicamente era il primo singolo e sarà contenuto nel disco, ma ho anche altre collaborazioni in giro che arrivano dall'Europa, quali ad esempio Mattia Del Moro di Brown and the Leaves prima e Delta Club adesso, il produttore friulano Ray Ilster, che hanno portato una ventata di Europa, ecco, all'interno del disco, che non è quindi semplicemente, è un disco concepito in provincia, ma che respira in qualche modo un'atmosfera internazionale a livello di ispirazione, a livello di suono soprattutto. Allora non ci resta che aspettare il debutto ufficiale, diamo orario e data. Allora a mezzogiorno del 18 il video sarà fuori, quindi non perdetevelo, lo troverete su YouTube e lo troverete chiaramente sui nostri canali Facebook, quindi facebook.com/carnicats e facebook.com/dorogiat. E poi il 25 invece sarà sui digital store scaricabile il disco in digitale. Per la copia fisica invece, come faccio un po' di pubblicità, abbiamo un'edizione limitatissima in digipack e booklet a 12 pagine, quindi abbiamo fatto una cosa molto carina, sono solo 300 copie, costa 15 euro, scusate se dico il prezzo, però insomma è anche un atto di onestà in questo momento, però ne vale la pena secondo me, perché anche l'aspetto estetico è stato curato molto, il layout grafico è stato fatto da Filippo Marra, che è quello che aveva curato la grafica anche di Ferragosto, e secondo me è un bel prodotto. Il 21 novembre all'angolo della musica di Via Aquileia lo venderemo in anteprima per chi vuole alle ore 18 e faremo un piccolo set in acustico con 2 chitarre e il cajon con la Carnicats Live Band. Vai Frank!